Il nome del ristorante nasce da un gioco di parole con il mio cognome. Il mio cognome è Ometto e di conseguenza abbiamo deciso di creare un nome che fosse di impatto, molto breve, facile da ricordare. Di conseguenza abbiamo giocato con il mio cognome, appunto, e in dialetto veneto si traduce in Lomo, quindi da Ometto, uomo, Lomo. E nasce questo gioco di parole per creare appunto questo nome facile da rimanere. L'unica vera filosofia del ristorante è la sostenibilità. Per sostenibilità intendo un ristorante che rispetti il più possibile l'ambiente e per farlo questo deve essere legato al territorio e deve essere locale. Quindi sostenibile è locale, quindi un prodotto deve provenire dalle nostre terre, deve essere prodotto nei nostri luoghi vicini, deve essere soprattutto prodotto da artigiani e produttori locali che rispettano e tutelano l'ambiente in cui viene fatto questa materia prima. Quindi usiamo solo animali da cortile, dove abbiamo anatre, piccioni, faraone, quaglie, quindi volatili, e pesci di lago, pesci di fiume e pesci di laguna, come è da nostra tradizione. Poi, per mia scelta personale e per appunto incrementare sempre di più questa sostenibilità, abbiamo deciso di utilizzare specialmente verdure e vegetali prodotti in modo biologico, che rispettano l'ambiente secondo le loro stagioni e cercare di utilizzare tutto secondo la stagione in corso. Quindi vorremmo portare molto la nostra cucina sul vegetarianesimo, perché credo sia la più grande espressione di sostenibilità. Usare molto le verdure è dato molto dall'esperienza che ho fatto e da quello che mi circonda, perché ho lavorato in un ristorante vegetariano per 2 anni a Milano e questo mi ha trasmesso tantissimo delle verdure che sono veramente infinite. Non sei vincolato da gusti o da materie principali, perché la verdura ti permette di creare quello che vuoi, come vuoi, senza avere un qualcosa che predomina rispetto a qualcos'altro. E la mia ragazza, la mia fidanzata, è vegetariana da sempre e quindi questa nostra relazione mi ha condizionato molto ad essere così come tipo di cucina, come tipo di ristorazione. Beh, la nostra è una scelta di amore e d'amicizia. Io e Alberto ci siamo conosciuti sui banchi di scuola al liceo, in un collegio qui vicino, e dopo anni passati assieme a Milano abbiamo deciso di ritrasferirci qui insieme per aprire il ristorante. Io ho lasciato quello per cui ho studiato e quello a cui mi stavo dedicando per la passione che Alberto mi ha trasmesso per la cucina, per la ristorazione, per il mangiare bene, sano e sostenibile. Questo locale è aperto all'incirca dagli anni 50, all'inizio rappresentava un luogo di aggregazione per il dopo teatro, per il dopo cena. Tutti da teatro uscivano e venivano qua a prendersi un amaro, un bicchiere di vino, un'ombra. Per noi sostenibile vuol dire anche valorizzare il territorio, i prodotti, gli agricoltori locali e tutto ciò che rappresenta il luogo in cui ci troviamo.